Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo del ciclone Harry che sta per formarsi al sud Italia, sul Nord Africa, colpendo principalmente le due isole maggiori e la Calabria. Questi settori saranno i più coinvolti proprio nel corso dei prossimi giorni e attenzione perché l'anticiclone proprio nel corso della settimana andrà rinforzando soprattutto sulla Russia e andrà rafforzando anche sulla Scandinavia per portare degli effetti molto freddi e addirittura gelidi su questi settori. Si raggiungeranno, pensate, picchi di meno 35-40 gradi, quindi insomma valori decisamente anomali su questi settori. Mentre potrebbe esservi un'influenza proprio di questi venti che di matrice orientale tenderanno a spingere sull'Europa settentrionale, senza portare però il coinvolgimento dell'Italia. Infatti proprio sulla nostra penisola, come vedete, sono attese delle perturbazioni atlantiche che in contrasto potranno dar luogo quindi a delle nevicate a bassa quota sulle zone settentrionali della nostra penisola, quindi il nord Italia. Ovviamente questa anomalia è ancora da rivedere e analizzare nel corso dei prossimi giorni, non avendo dati certi. Come vedete, il ciclone Harry nella giornata di lunedì andrà a stazionare perfettamente proprio sul Nord Africa per portare una forte instabilità al sud Italia e, come vedete, risentiremo di una fase molto violenta con picchi fino a 400 mm, pensate, proprio sulla Sicilia, la Sardegna e la Calabria, per acquazzoni e temporali anche intensi, così come anche sull'Appennino calabrese. Pensate, quindi insomma avremo l'effetto del stao. Quindi cosa vuol dire? L'effetto di precipitazioni persistenti che raggiungeranno soprattutto i rilievi. E come vedete i settori nella giornata di lunedì riceveranno una ventilazione molto sostenuta da sud-est, specialmente sulla Sicilia, la Sardegna e lo Ionio, con picchi addirittura fino a 110 km orari sul mare e canale di Sicilia. Avremo dei rischi particolarmente relegati sul comparto ionico e sulla Sicilia, specialmente centro-orientale. Come possiamo vedere, la giornata di martedì apporterà degli accumuli addirittura ancora più eccezionali, perché il minimo si andrà ad addossare perfettamente sopra il Nord Africa, quindi potrebbe causare degli ulteriori nubifragi, quindi quantità di piogge notevoli, così come anche l'altezza delle onde del mare potrà superare i 10 metri sullo Ionio meridionale e anche sul mare di Sicilia, come vedete, su gran parte del Mediterraneo. E quindi la forte ventilazione sarà protagonista, mareggiate attese e soprattutto gli accumuli pluviometrici che saranno molto intensi nel corso di queste 2 giornate, le più importanti, per portare degli accumuli eccezionali e ovviamente nubifragi associati con temporali localmente grandinigeni, soprattutto sulla Sicilia. Ma nella giornata di mercoledì il minimo andrà a spostarsi leggermente verso la Grecia, quindi la tendenza vede ancora dei rovesci sparsi, ma saranno intermittenti, che colpiranno soprattutto i settori della Calabria e quindi sul comparto ionico ancora una volta, e con ultimi rovesci che potranno agire anche sull'Appennino meridionale e lungo la Puglia e parte dell'Abruzzo, quindi sul comparto anche del medio-basso Adriatico. Le temperature saranno in media col periodo quasi dappertutto, eccetto un calo deciso proprio al nord, con gelate nuovamente pronte a tornare proprio per la persistenza dell'anticiclone, che garantirà quindi nuovamente la formazione di gelate. E come possiamo vedere, la giornata di giovedì invece l'anticiclone sarà un po' più collocato verso nord, verso la Scandinavia, quando avremo il gelo russo sempre più intenso provare a distendersi verso il centro Europa, mentre l'instabilità, che è ancora di matrice atlantica, proverà ad affluire proprio verso il Mediterraneo. Una tendenza molto interessante, perché con lo sviluppo di gelate del classico cuscinetto freddo che si andrà a formare nel corso dei prossimi giorni al nord, è possibile che con questo fronte in arrivo tra la giornata di giovedì sera e venerdì, proprio tra la giornata di venerdì notte e la mattinata di venerdì, potrebbero arrivare delle precipitazioni nevose, con la formazione di un minimo depressionario molto piccolo sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, che potrebbe quindi favorire qualche nevicata, fioccata, comparsa, possiamo così dire, di neve fino alla Val Padana, specie centro-occidentale.
Ancora non abbiamo i dati sicuri perché questa è una tendenza ancora troppo incerta e ovviamente non tutti i modelli ne sono d'accordo. Continuate come sempre a seguirci per non perdere i prossimi contenuti.